Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Volevo invitare la Chiesa ad alzare in piedi in questo momento. Amen. Alleluia. Santo Spirito di Deus. Facciamo una preghiera in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo cominciare questo culto di adorazione a Te, Signore. Un culto, Signore, perché siamo riuniti per rendere a Te la nostra adorazione, Padre. Quindi in questo momento, Padre, ogni disturbo, ogni cosa, Signore, che accende la nostra mente, ogni cosa, Signore, che ci allontana dalla Tua presenza, Signore, ogni cosa, Signore, che disturba, Signore, i nostri pensieri in questo momento, Padre. Noi ti chiediamo, Signore, di mandarlo via nel Tuo nome, Padre. Spirito Santo, ogni cosa, Signore, che cerca, Signore, di distrarci in questa riunione, Signore, in questo culto, ogni cosa che cerca, Signore, di allontanare il Tuo Spirito Santo, Padre, dalla nostra vita, dalla nostra mente, Signore, in nome di Gesù, Signore, io ti chiedo, Signore, di allontanarlo nel Tuo nome, Padre. Padre, Spirito Santo, Tu sei benvenuto in questo luogo. Tu hai libertà per lavorare in questo luogo. Tu hai libertà per lavorare in mezzo a noi. Tu hai libertà, Signore, per fare miracoli in mezzo a noi. Tu hai libertà, Signore, di lavorare nella nostra vita. E Spirito Santo, Tu sei qui e noi sappiamo che Tu sei un Dio di miracoli. Noi sappiamo che Tu sei un Dio che può compiere tutto ciò che per noi è impossibile. E Spirito Santo, Tu sei benvenuto in questo luogo. E Spirito Santo, aiutaci, Signore, a rendere a Te il nostro miglior culto, Signore, la nostra migliore adorazione, Padre, nel Tuo nome, Padre. Ricevi la lode della Tua Chiesa, ricevi la lode, Signore, di ogni persona, Signore, che si metterà, Signore, a lodarti con spirito e in verità, Padre. Che il Tuo nome, Signore, che il Tuo nome sia glorificato in questo luogo. Questo culto è per Te, Padre. Questo culto è un'adorazione a Te. Ricevi, Signore, la nostra adorazione e parla con la Tua Chiesa, parla, Signore, con la nostra vita, Signore, in nome di Gesù. Amen. Amen. Santo Spirito, Santo Spirito. Tu puoi adorare il Signore questa sera. Puoi dichiarare che Lui è qui e si muove in mezzo a noi. Dichiariamo tutti insieme. Tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi. Ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, rompendo le prigioni. Ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, cambiando i nostri cuori. Ti adorerò, ti adorerò. Tu sei qui, sentiamo. Ti adorerò, ti adorerò. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio, il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Tu sei qui, tu sei qui, ti muovi in mezzo a noi. Rompendo le prigioni, ti adoro.
asciughi le lacrime, guarisce le ferite, questo è il nostro Dio. Asciughi le lacrime, guarisce le ferite, questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Anche se non ti vedo ti sento, anche se non ti vedo ti sento. Tu sei qui Dio, tu sei qui Dio. Cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Solo la Chiesa dichiara, il nostro Dio è. Alleluia. Dio di miracoli, Luce nel... Questo è il nostro Dio è. Cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio è. Cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Alleluia. Alleluia. Tu sei la luce. Il nostro Dio è luce in mezzo alle tenebre. Il nostro Dio è un cammino in mezzo al deserto. Se tu stai vivendo un momento di tenebre, io ti dico che il nostro Dio è la luce. Se tu stai vivendo un momento di cecità, io dico che il nostro Dio è un cammino in mezzo a questo deserto. Questo è il nostro Dio. È il momento che noi dobbiamo credere. Chi è il nostro Dio? Il nostro Dio è un Dio dell'impossibile. La parola di Dio dice che non c'è niente impossibile per il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce nel buio. Questo è il nostro Dio. Il nostro Dio è. il nostro Dio è. Cammino in mezzo al deserto, Dio di miracoli, luce
vorrei che tu abbracciassi una persona questa sera. Abbracci una persona e dici: tuo Dio è un Dio di miracoli. Abbracci una persona e dici: Dio è un Dio che è luce in mezzo alle tenebre. Abbracci una persona e dici questa parola: questo è il nostro Dio, è il Dio che noi lodiamo, è il Dio che noi predichiamo. Questo è il nostro Dio. Tu sei un Dio, tu sei un Dio grande, tu sei un Dio potente, tu sei un Dio, tu sei un Dio grande. Sei il nostro Dio, questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio. Só tu és santo. Aplauda o nome del Signore Gesù. Aplauda il nome del Signore Gesù. Alleluia. Io non so te, ma io sento già la presenza di Dio qua. Questa canzone è stata come un vento fresco per le nostre anime. E io credo che Dio è quello che noi abbiamo bisogno. Lui potrà essere la colonna di fuoco in mezzo al deserto. Lui potrà essere la piccola nuvola che farà piovere nel deserto. Lui può essere il manna che scende dal cielo. Lui sarà la spalla amica su cui tu avrai bisogno. Lui sarà quello che ti asciugherà le lacrime. E tutto ciò che tu avrai bisogno, Lui sarà per te. Amen. E io credo che mentre noi stiamo qua ad adorare, io credo che Dio agisce in nostro favore. Io credo che noi possiamo lasciare questa sera tutte le nostre preoccupazioni, tutte le nostre difficoltà, tutto ciò che ci distrae, che ci opprime nelle mani di Dio davanti al suo altare. Possiamo lasciare tutto a Lui, perché Lui è quello che farà per noi. Mentre noi adoriamo, la nostra lode muove tutto intorno a noi. E la sua presenza è già qua che si muove. Cantiamo insieme Rivestito di gloria. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove Lui sta. Tuo amor che inonda cielo e terra, è quel che è in me. Si prostra in adorazione. Il suo amore inonda i nostri cuori. La sua passione ci fa rivivere. La sua presenza distrugge ciò che non è reale. Santo, 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 alza la tua voce e dichiara Lui santo. Santo, Santo, Santo. Rivestito nella sua gloria, e la pienezza è dove Lui sta. La sua voce avvolge cielo e terra, e quel che è in me si prostra in adorazione.
Santo, Santo. Voglio sentire le voci, Santo, Santo. Più forte. Santo, 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 Santo. Tu sei Santo, Santo, manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Manda fuoco e gloria, la tua presenza, la tua presenza. Tu sei, tu sei, tu sei, tu sei santo, solo tu sei, solo tu sei santo, santo, santo. Santo, 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 Santo. Continua a dichiarare santo, 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 tu sei. Alza la tua mano, Santo, alza la tua mano. Santo, 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 Santo.
pace del Signore a tutti, benvenuti al nostro culto Adorarti. Stiamo già adorando il nostro Signore, stiamo già cantando a Lui, esaltando il Suo nome, perché Lui è degno di ogni lode, è degno di ogni nostra adorazione, è degno per tutto ciò che Lui fa nelle nostre vite, dal momento in cui ci svegliamo la mattina fino al momento in cui ci svegliamo il giorno dopo. In tutte queste 24 ore il Signore è sempre con noi, è sempre presente, è sempre la nostra forza, la nostra roccia, e per questo oggi noi siamo qua a cantare e a lodare il Suo nome. Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto. Pace a tutti. Domani c'è finalmente il nostro incontro che sarà presso il Parco delle Cascate. Vi do alcune informazioni che già avevo comunicato sui gruppi, tra cui vestirsi molto molto leggero, perché sarà molto caldo, anche se c'è ombra c'è caldo, e portarsi dietro uno zaino con tanta acqua e qualche snack se avete durante il percorso fame, volete nutrirvi, prendetevi qualche snack dietro. L'incontro sarà alle ore 16. Io sarò un po' prima lì, che vi manderò la posizione esatta del parcheggio per chi verrà accompagnato dai genitori. Ci incontriamo lì, se riuscite ad arrivare un po' prima, un quarto d'ora, 10 minuti prima, sarebbe ottimo. E ci vediamo domani. Portate con voi i soldi, sono 6 euro. E per gli adulti sono 7 euro, 1 euro in più. E questo è domani. Poi abbiamo una grande, grande sorpresa. Prego, se vuoi mettere Alex il video. Ok, prestate attenzione. Audio. A settembre ci sarà un grandissimo evento in cui sono ovviamente invitati tutti i teens, ma oltre a loro è invitata tutta la Chiesa a partecipare. Vi darò a breve, tra qualche settimana, la data esatta e l'orario esatto. Allora, sarà stupendo, però vi chiedo gentilmente di partecipare tutti quanti, se avete la disponibilità ovviamente. I teens devono venire per forza, perché finalmente, dopo tutti i giochi che hanno fatto, una squadra delle due ha quasi vinto. Quindi sarà la premiazione, sarà la notte della premiazione dei teens. Loro ovviamente saranno al centro dell'attenzione, ma noi vogliamo appunto che, visto che sono al centro dell'attenzione, qualcuno li deve osservare. E quindi vi chiedo di esserci. Sarà, ho detto, un grande evento. Sarà un grandissimo evento e niente. Vi saprete tutte le informazioni dopo, va bene? Amen, ancora un applauso per i teens. Allora domani tutti quanti alle Cascate del Molino, e poi a settembre ci sarà questa premiazione di questa sfida che c'è stata tra i teens. Come ha detto Melia, venite tutti quanti, tutta la Chiesa, perché il vostro voto potrà confermare o ribaltare il risultato finale. Amen.
Questa sera c'è il torneo di ping pong, quindi tu che ancora non hai la coppia per il torneo, non farla adesso, falla dopo il culto, ma dopo il culto fai la coppia per partecipare al torneo. Appena dopo il culto ci sarà il torneo, ci sarà tante cose buonissime da mangiare. E l'ultimo avviso che abbiamo oggi è semplicemente quello che abbiamo già detto nelle scorse settimane, cioè che a agosto non ci sarà il culto ricarica, ok? Quindi il mercoledì di agosto non sarà più un giorno da venire in chiesa per il culto, non ci sarà neanche la preghiera prima del culto, ma come abbiamo detto ogni dipartimento organizzerà qualcosa tra di sé, le donne con le donne, i giovani con i giovani, gli uomini con gli uomini, tutti quanti si organizzeranno, la chiesa non smetterà di andare avanti, ma nel nome di Gesù continuerà ad andare avanti. I culti del sabato, visto che mi è già stato chiesto, i culti del sabato rimangono invariati. Il sabato siamo sempre qua alle 8, quindi alle 8 voi dovete già essere qua, alle 7 dovreste essere qua già pronti per prepararvi per il culto, ma il sabato si continua normalmente, soltanto il mercoledì questo mese di agosto fino a fine estate ci fermiamo un attimino, ok? Vi invito ad alzarvi in piedi, facciamo una preghiera prima di continuare ad adorare il nostro Signore. Facciamo una preghiera per le decime e per le offerte. Questa settimana, come in ogni settimana fino ad oggi, c'è stata una cosa nuova in chiesa. Abbiamo potuto vedere, potete vedere qualcosa di nuovo che è stato fatto questa settimana, che abbiamo questa settimana. Chi non lo vede, mi dispiace, io l'ho visto. Se non l'avete visto, guardate più attentamente. C'è più di una cosa nuova anche questa settimana. Abbiamo moltiplicato i 5 pani e i 3 pesci, doveva essere una cosa nuova a settimana, invece sono sempre state 3-4 cose nuove ogni settimana. Ma preghiamo nel nome di Gesù in questo momento che il Signore possa benedire la nostra vita e possa benedire le nostre famiglie attraverso questo momento delle decime e delle offerte. È attraverso questo momento che tutte queste cose nuove stanno succedendo. E io spero che finito questo periodo di 7 sabati, che finirà sabato prossimo, il 6 aprile, ancora potremo vedere tante cose nuove in chiesa. Ma come abbiamo detto, tutto questo dipende da quanto noi abbiamo in cuore di offertare alla casa del Signore. Quindi io in questo momento ti invito a prendere la tua primizia, ti invito a prendere la tua offerta, la tua decima, ciò che Dio ha messo nel tuo cuore, e portarla non per obbligo, non perché vuoi vedere una cosa nuova la settimana prossima, ma portala perché veramente tu hai piacere di offertare a Dio, hai piacere di dire: Dio, io so che tutto ciò che ho viene da te, che tutto quello che io oggi vedo intorno a me è perché tu me l'hai dato, è perché tu me l'hai donato, tu me l'hai concesso, e oggi, Padre, voglio ridarti un po' di ciò che tu hai fatto di bene per me. Nel nome di Gesù preghiamo in questo momento che Dio possa continuare a fare tutto questo bene nelle nostre vite, che ogni giorno, ogni ora del giorno Lui possa sempre accompagnarci, sempre essere con noi e sempre benedire la nostra vita, la nostra casa, la nostra famiglia, ogni luogo in cui mettiamo la pianta del nostro piede. Preghiamo in questo momento affinché Dio sia un Dio di benedizioni sulla nostra vita. Padre, nel nome di Gesù in questo momento, Signore, vogliamo consegnare a te le nostre decime, le nostre offerte, Signore. E la nostra preghiera è sempre quella che tutto ciò che oggi portiamo alla tua casa, Signore, alla nostra casa, possa essere usato al meglio per la tua opera, che continui a prosperare, che continui a crescere, che sia sempre, Signore, questo tempio un luogo più piacevole, più confortevole in cui stare e nel quale ricevere tutte le anime, Signore, che tu hai già preparato per questo luogo. Ma ti chiediamo anche, Signore, che tutto ciò che ti portiamo oggi a te sia, Signore, un segno del nostro amore per te, un segno, Signore, che viene dal nostro cuore, perché tu benedici le nostre vite, Signore, in ogni momento, benedici le nostre vite in ogni giorno, e noi vogliamo riconoscerti questo in questo momento. Vogliamo riconoscere che tu sei il Dio che benedice le nostre vite, che tu sei il Dio che accompagna i nostri passi, che tu sei il Dio attraverso il quale noi possiamo vedere tanta abbondanza intorno a noi. E anche se a volte non ce ne accorgiamo, noi sappiamo che tu sei davanti a tutto questo, che tu sei nel comando di tutto questo, che tu sei davanti all'opera meravigliosa che è la nostra vita. Per questo ti vogliamo ringraziare in questo momento, Padre, attraverso le nostre decime, le nostre offerte e la lode che stiamo per cantarti. Nel nome di Gesù. Amen.
Sentiamo la terra cantare, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Si aprono i cieli, si sente un suono celestiale. Unite le voci, Unite le voci di un popolo che vuole adorare. Lo Spirito di Dio è libero di muoversi. Il Padre che sa di vedere la Chiesa unita ad adorare. Sentiamo la terra cantare, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, cari santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. Gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. Con gli angeli insieme a noi
si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio, che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio, che si apra il cielo, venga il tuo regno, noi crediamo in te, grande Dio, che ciel si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio, che ciel si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio, che ciel si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Santo Spirito. Fai un grande applauso al Signore. Applaudo il nome del Signore. Tu sei buono. Amen. Io invito a sedervi, ma prima di passare alla parola volevo invitare la nostra sorella missionaria Giosiani. Che vuole dire qualcosa alla Chiesa. Grazie, Pastore. Volevo salutare la Chiesa con la pace del Signore. C'è stata cosa che proprio mi ha bruciato e senza programmare ho chiesto un permesso al Pastore. Come alcuni fratelli sanno, è da un po' di tempo che ho un po' di patologie. Ottobre dell'anno scorso mi è stata data un'altra diagnosi. E mi è stata data una diagnosi del quinto fattore di Lerner, che è una malattia ereditaria. E insieme con questa diagnosi i medici mi hanno detto: in qualsiasi momento lei avrà un infarto, un ictus, e può essere che faccia qualcosa anche di peggio. 3 mesi fa, con questo mi hanno dato tanti farmaci, io faccio la terapia e tutto quanto. 3 mesi fa sono uscita per fare una camminata di mattina e non avevo nessuno con me. E mi sono sentita male, dopo 2 chilometri mi sono sentita male. Allora lì nella vicinanza una persona mi conosceva e lei mi ha visto e mi ha detto: sei diventata tutta bianca e si sono venuti fuori le vene rosse sul collo. E lei mi ha chiesto: ti chiamo l'ambulanza? Io ho detto: non chiamare niente, tra un po' starò meglio. Sono rientrata a casa e non ho detto niente a nessuno e sono aspettato un'oretta e sono andata a lavorare. Però quando sono rientrata a casa ho guardato la mia saturazione e avevo 69 di saturazione. E
capisco bene che era una cosa parecchio grave in quel momento. E lui ha detto no, vado a lavorare perché almeno lì se succede qualcosa sono un po' più al sicuro. Sono andata a lavorare, ho raccontato alla mia titolare quello che aveva successo e lei subito mi ha detto andiamo a mettere l'ossigeno, ti metto il saturimetro, e avevo sempre la saturazione bassa. Dopo lei ha deciso di chiamare i miei medici e loro hanno consigliato di portarmi all'ospedale, che dovevo essere intubata. Ho detto io non accetto di essere intubata e ho detto io non ci vado. Allora ho chiamato Fabiano, è venuto a prendermi a lavoro, sono andata a casa, io ho raccontato a lui e lui ha detto chiamala Andrea. Ho chiamato la pastora, ho chiesto preghiera e sono andata avanti. E la saturazione non passava da 78. Io sono andata avanti giorno dopo giorni e il 22 giugno, l'ospedale mi ha chiamato. Ha detto signora guarda che lei deve fare gli accertamenti più profondo e domani mattina lei deve presentarsi qua alle 9 di mattina. Ci dobbiamo attaccare degli macchinari su di te e vediamo come va perché le analisi non vanno per niente bene. Ho detto va bene. Ho mandato un vocale alla pastora. Ho detto pastora guarda che domani devo essere all'ospedale, mi devono attaccare nei macchinari che non so che cosa sono. Mi sono agitata, sono andata lì, mi hanno dato tutti i macchinari, hanno detto no vai pure a casa, devi attaccarti questi macchinari per la notte. Allora durante la notte la Vicky mi ha messo i macchinari, cioè mi ha messo tutti quelli cavetti che doveva mettere e quella notte io non avevo Fabiano a casa che facevo il turno. E io tranquilla, sono andata a dormire, ho fatto la mia notte come per me era normale. Il giorno dopo ho dovuto andare con quelli all'ospedale. Il dottore ha fatto tutto lo schema di come è andata la mia notte e lui ha detto ma va malissimo, cosa hai fatto questa notte? E ho detto io ho dormito. Durante quella notte per 3 volte io non c'ero. Però io non ho sentito niente. Per me ho dormito. E questa cosa, cioè io non l'ho detto a nessuno perché sento proprio un peso ogni volta che ho diagnosi su diagnosi. E lui ha detto guarda signora, lei per 3 momenti durante la notte proprio non c'era. Lei ha avuto un colpo forte al cuore e poi si è spenta, lei non c'era e qua dice tutto. E come in 2018 mi hanno già dato 18 mesi di vita e i medici hanno un'abitudine ormai di dire che io sono qua facendo straordinario, io non sono qua a fare lo straordinario perché Dio ha già operato i miracoli sulla mia vita. E quel giorno lì questo dottore è stato parecchio tosta, lui ha scritto 6 pagine della mia diagnosi. Io sono uscita dall'ospedale, la Vicky soltanto mi ha chiesto mamma com'è andata? Io tutto bene, non ho detto niente perché non volevo passare più niente. Io sono andata a lavorare, la mia titolare ha detto c'è qualcosa che non va, com'è andata? E ho detto guarda dottoressa, io non parlo più. Queste sono quelle che dicono i medici. Io non parlo più. Lei ha preso tutte quelle pagine dell'ospedale e ha detto ma non è possibile, siamo al 2022. Come può un medico darti questa diagnosi e ti mandare a casa? E ho detto guarda dottoressa, io ripeto, non parlo più. Io faccio tutto quello che loro mi dicono. Allora lei si è parecchio innervosita perché ha detto non è possibile, tu non puoi andare avanti in queste condizioni. Nel sabato 25 io sono venuta al culto e nel momento della preghiera che il pastore, quel culto ha pregato per tutti,
la pastora Andrea ha pregato per me. In quel momento la pastora ha sceso con le sue mani fino ai miei piedi. Ho sentito bollire, veramente ho sentito un caldo nel mio corpo. Io piangevo tanto. Quella notte non vedevo l'ora di andare a casa perché volevo guardare la mia saturazione, perché mi sentivo bene. Sono arrivata a casa, mi sono attaccata il saturimetro e avevo 99. E da allora ho sempre 99. Questo mercoledì sono stata convocata nuovamente in ospedale perché loro dicono che prima o poi farò un botto, perché quando gli ho detto guarda che sto bene, che ho la saturazione, che sto bene, e loro mi hanno detto è un brutto segno questo, signora, non fare tanta gioia su questa cosa, perché farai un botto finale. Quando succederà non possiamo fare più niente. Allora in quel momento lì io non ho mai accettato tante le diagnosi dei medici. Ho sempre, anche se è un peso per me questa cosa. Allora, questo mercoledì sono stata in ospedale, abbiamo fatto una risonanza col contrasto su tutti i vasi sanguigni, sono state 4 ore di esame e non c'è stato trovato neanche un coagulo di quello che loro mi avevano diagnosticato. Io ringrazio veramente chi sempre ha pregato per me, chi è stato sempre intercedendo per la mia vita. Io so che Dio farà ancora di più, perché Dio è un Dio meraviglioso, è un Dio di miracoli, è un Dio che mi sorprende in ogni mattina. Quando mi apro gli occhi così, che io vedo la mia famiglia, è un Dio veramente... Quando loro hanno detto che non ci sarebbe più niente, io sono ancora qua e sarò ancora qua perché c'è un proposito di Dio su questo. Io ringrazio la Chiesa e ringrazio il Pastore per l'opportunità. Amen. Solitamente, non è mai successo fino ad oggi che permettessimo a una persona di venire qua davanti, chiunque essa fosse, a dare una profezia o a dare una testimonianza senza prima averla ascoltata noi stessi, io e l'Andrea. E la Giosiana è venuta da me circa 1 minuto prima del culto e il mio primo impulso è stato quello di dire guarda, rimandiamo un'altra volta perché comunque prima dobbiamo sentire quello che vuoi dire, no? Ma lo Spirito Santo mi ha detto lasciala parlare, non sapevo quello che lei volesse dire, non avevo assolutamente idea di ciò che stava succedendo nella sua vita, ma quello che mi è venuto da dirgli è vuoi testimoniare oggi, la settimana prossima, quando vuoi. E questo perché quando noi abbiamo cominciato questo proposito di 7 sabati, di una cosa nuova, ovviamente come ripetiamo sempre, una delle cose che noi volevamo, ci aspettavamo era quella di vedere una cosa nuova fisicamente all'interno della Chiesa ogni sabato, ma abbiamo sempre detto che non era solo questo, perché sì, è bello vedere il tetto pitturato, il pavimento, i muri, tutte queste cose nuove, è molto bello, ma ciò che veramente noi auspicavamo da questi 7 sabati era Dio facendo una cosa nuova nelle nostre case, Dio facendo una cosa nuova nelle nostre vite, Dio facendo una cosa nuova dentro di noi fisicamente e spiritualmente, Dio trasformando completamente persone, Dio curando miracolosamente vite. E quando hai dato questa testimonianza, veramente abbiamo visto il nuovo di Dio su di noi.
veramente abbiamo visto il nuovo di Dio su di noi. E io non credo che questa sia l'unica cosa nuova che Dio abbia fatto fino ad oggi in questa chiesa e che Dio farà fino a sabato prossimo in questa chiesa. Non credo sia questa, ma anche fosse stata solo questa, ne sarebbe valsa la pena di fare 7 sabati per vedere la gloria di Dio manifestarsi nella vita di una persona e tutti quanti noi riempirsi e gioirci di ciò che Dio ha fatto in Giosiani nella sua casa. Amen. Amen. Gloria a Dio. Voglio invitare a aprirvi le vostre Bibbie nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Capitolo numero 2. Quanti sono pronti per il torneo di ping pong? Giacomo e Catrini si sono vestiti già per formare la coppia. Siamo pronti, siamo carichi e vi prometto che non sarà una parola lunga affinché possiamo restare con questa carica fino al torneo e possiamo restare con la fame che già abbiamo per mangiare i buonissimi pastéis di Fabiano e di Giosiane e la mousse di maracujá soprattutto, lasciatemene una. Ma voglio parlarvi di qualcosa che io credo sia molto molto importante per tutti quanti noi, qualcosa che sono sicuro Giosiani vive nella sua vita per quello che ha testimoniato oggi. Sono sicuro che tanti di noi vivono, hanno vissuto, vogliono vivere, vivranno, spero nel nome di Gesù, nella propria vita. Seconda Timoteo capitolo 2, il versetto 13 dice così, leggerò tutto. Se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. C'è qua. E se siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Amen. Facciamo una preghiera. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo sentire la Tua parola. Ti chiediamo, Signore, di farci sentire il Tuo Spirito dentro di noi. Ti chiediamo, Signore, di farci sentire la Tua presenza. Ti chiediamo che tutto ciò, Signore, che hai preparato per questa sera, in questo momento, Signore, Tu possa condividerlo con noi, che Tu possa trasformarci, che Tu possa portare alla nostra memoria cose che veramente ci danno speranza, cose che ci permettono di andare avanti, di lottare, di avvicinarci a Te, di vivere una cosa nuova ogni giorno nella nostra vita. Padre, io Ti chiedo in questo momento di benedire attraverso la Tua parola, la Tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. La parte B, come ho detto, di questo versetto dice così: se siamo infedeli, egli rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Pochi versetti prima, qua Paolo sta scrivendo a Timoteo, Paolo parla in questo capitolo del soldato fedele di Gesù Cristo. Pochi versetti prima dice una frase che cita più o meno così: ricordati di Gesù Cristo che è morto sulla croce secondo il mio Vangelo. Avevo predicato su questo versetto ancora molto molto tempo fa, era stata una predica che aveva toccato me per primo, perché avevo parlato di ciò che mi aveva portato alla conversione, o di una delle cose che mi aveva portato alla conversione, perché è questo che Paolo sta dicendo qua, il mio Vangelo. Non sta parlando del Vangelo di Gesù, sta parlando del Vangelo di Paolo. Qual è il nostro Vangelo? È ciò che noi abbiamo, la buona notizia che noi abbiamo da dare, che Gesù ha messo dentro di noi per portarla agli altri. Ognuno di noi che ha già sentito lo Spirito Santo sopra di lui, che ha già sentito lo Spirito Santo nella sua vita, che ha già sentito la presenza di Gesù, che ha già fatto una conversione, ognuno di noi ha un suo Vangelo, perché dentro di lui ha qualcosa da condividere con gli altri, qualcosa che pensa: se Dio ha fatto questo con me, sicuramente lo farà anche con questa persona. Paolo aveva un suo Vangelo, era quello sicuramente che ha ricevuto quel giorno sulla via di Damasco quando è caduto, ha visto Gesù in sogno, chissà che cosa in visione, chissà che cosa gli ha detto Gesù quel giorno a Paolo, ma quello era il Vangelo di Paolo. Il mio Vangelo
di cui avevo parlato quella volta era un'altra, una testimonianza di una rivelazione che Dio mi aveva dato, e questa rivelazione è una delle cose che mi ha portato alla conversione. Ci sono stati tanti fattori che mi hanno portato alla mia conversione. Uno di questi, come ho già ripetuto infinite volte, è mia moglie. Senza l'Andrea io non sarei qua sicuramente, non soltanto perché lei mi ha fatto conoscere Gesù, ma perché mi ha mantenuto sulla strada di Gesù e mi ha portato per mano, e tutt'oggi ancora tante volte mi prende per mano e mi conduce su questa strada. Ci sono altre persone che hanno partecipato alla mia conversione, un evangelista, Emerson, per chi lo conosce, oggi è pastore, che mi ha condotto sulla strada di Gesù. C'è stata questa rivelazione che Gesù mi aveva dato, di cui avevo parlato quella volta, una rivelazione che ho già citato più e più volte. E c'è un'altra cosa che mi ha portato alla conversione, e anche questa è una testimonianza che io ho già raccontato tantissime, infinite volte, su come Dio si è rivelato a me attraverso uno dei suoi attributi, ovvero la sua fedeltà. Io avevo fatto un patto, un'alleanza con Dio un giorno, quasi più un ricatto in realtà, ma lo considero un'alleanza, e Dio era stato fedele a questa alleanza, e la sua fedeltà a quella promessa mi ha condotto alla conversione, perché io ho visto veramente un Dio che agisce, e che agisce anche con chiunque glielo chiede, con chiunque vuole fare un patto con Lui. E ciò di cui Dio mi ha parlato in queste ultime settimane è proprio questo, sulla fedeltà di Dio. Ho parlato di questo qualche giorno fa con l'Andrea, l'ha anche citato nella predica della settimana scorsa, e ho portato anche questo stesso versetto: se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. All'ultimo incontro che abbiamo fatto con gli uomini a casa del presbitero Sandra, abbiamo fatto una serie di ipotesi su cosa volesse dire ogni parte, ogni parola di questo versetto. C'eravamo io, Sandro, c'era il fratello Andrea, c'era Fabio. Siamo stati lì un'ora e mezza a discutere, a ricercare, a investigare questo versetto, perché una cosa che Dio mi ha spinto in questi giorni a pensare, a fare, a volere, era quello di riscattare la sua fedeltà. Riscattare la sua fedeltà. Perché riscattare la sua fedeltà? Perché la fedeltà di Dio, dire Dio è fedele, è diventato quasi una cosa banale nelle nostre vite. Tutti quanti noi sappiamo che Dio è fedele, e dire Dio è fedele è diventato quasi una cosa che non ha più quel peso come magari lo sentivamo le prime volte. Magari le prime volte sperimentavamo la fedeltà di Dio, ma deve tornare qualcosa che ha un peso nelle nostre vite. Tutti quanti noi dobbiamo sapere, dobbiamo essere convinti, dobbiamo credere veramente che il nostro Dio è un Dio fedele. Il nostro Dio è un Dio fedele, il nostro Dio è un Dio che non ci lascia, il nostro Dio è un Dio che è sempre con noi, il nostro Dio è un Dio che mantiene le promesse, il nostro Dio è un Dio che chiunque tu sia, se fai un patto con Lui, Lui mantiene fede a questo patto, perché anche se noi siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Dio è un Dio fedele, e io vorrei che tutti quanti noi oggi uscissimo con questa convinzione da qua. Dio è un Dio fedele. Io non lo so quello che tu hai provato da parte di Dio in questi tuoi anni, non so se hai già rischiato la tua fede mettendo Dio alla prova. In Malachia 3 Dio ci dice: mettetemi alla prova. Io non so se tu hai mai rischiato con Dio dicendo: Dio, ti voglio mettere alla prova. Ti dico una cosa, Dio stesso ti invita a farlo. Dio stesso ti dice: mettimi alla prova. Vuoi vedere se veramente esisto? Mettimi alla prova. Vuoi vedere se veramente agisco? Mettimi alla prova. Vuoi vedere se veramente posso cambiare la tua vita? Mettimi alla prova. Vuoi vedere se veramente posso fare una cosa nuova nella tua vita fisica? Mettimi alla prova. Vuoi vedere se posso fare una cosa nuova nella tua vita spirituale? Mettimi alla prova. Vuoi vedere se posso fare qualcosa nella tua vita finanziaria? Mettimi alla prova. Dio ti dice: mettimi alla prova. E questa per me è una delle più grandi rivelazioni dell'amore di Dio, perché un Dio onnipotente dice a noi che siamo delle formichine davanti a Lui: mettetemi alla prova. Di solito è il più piccolo che dice al più grande: mettimi alla prova.
Dio invece, che è il più grande, dice a noi: mettetemi alla prova. Per me è qualcosa di incredibile, e la cosa più incredibile è che quando Dio dice mettimi alla prova, se noi lo mettiamo alla prova, Lui risponde. Lui risponde, perché Lui è un Dio fedele. E purtroppo questa fedeltà di Dio è diventata una cosa un po' banale. Dire Dio è fedele è diventata una cosa un po' banale, ma oggi voglio riscattare questa fedeltà di Dio. Vorrei che tutti quanti noi riscattassimo la fedeltà di Dio nelle nostre vite. Una cosa molto interessante che era venuta fuori con l'incontro degli uomini è che finché stavamo studiando questo versetto, se noi siamo infedeli, Egli rimane fedele, il nostro fratello Fabio ha detto una cosa veramente interessante, ovvero ha detto così: che cosa vuol dire se noi siamo infedeli? Lui ha detto, affinché noi siamo infedeli, vuol dire che prima siamo stati fedeli. Se oggi noi siamo infedeli, vuol dire che c'è stato un tempo in cui eravamo fedeli. Perché ha detto, è come in un matrimonio. Se siamo in un matrimonio vuol dire che prima siamo stati fedeli e dopo può esserci l'infedeltà, che non ci sia mai, ma può esserci dopo, solo dopo, che prima siamo stati fedeli. È stata una cosa molto interessante questa che è stata detta, una delle cose che più di tutte mi hanno impattato in quella serata. Affinché noi possiamo essere infedeli vuol dire che prima noi siamo stati fedeli. Ma fedeli a cosa? Fedeli a cosa? Fedeli verso Dio o fedeli verso il patto che noi abbiamo fatto con Dio, che c'è tra noi e Dio? Quando tu fai un patto con un tuo amico e tu non tieni fede a questo patto, verso chi tu sei infedele? Verso il tuo amico o verso il patto che hai fatto con questo amico? È verso il patto. Tu non è che sei infedele verso il tuo amico. Io dico a Fabiano, ti do 5 caramelle se tu mi dai 3 cracker. Fabiano mi dai 3 cracker, ma io gli do solo 4 caramelle. Verso chi sono stato infedele? Non verso Fabiano, verso il patto che ho fatto con Fabiano. E quello di cui vorrei parlarvi velocemente è l'importanza di avere un'alleanza, di avere un patto con Dio. È importante avere un'alleanza con Dio, è importante avere un patto con il nostro Dio. La Bibbia è piena, infinitamente piena di patti, di alleanze che gli uomini hanno fatto con Dio. Noi vediamo fin dal principio un patto che Dio fa con Adamo, poi un patto che Dio fa con Noè, poi un patto che Dio fa con Abramo e poi con Mosè. Continua a fare patti, Davide, Salomone, eccetera, eccetera. Fino alla fine della Bibbia noi vediamo patti che Dio fa, ma non vediamo solamente patti, vediamo anche alleanze tra gli uomini e Dio, che magari sono meno conosciute del patto davidico o del patto abramico o del patto mosaico, ma ci sono. Una di queste alleanze è quella che Dio fa con il popolo di Israele. Quando Israele è schiavo in Egitto, a un certo punto Dio, dopo che ha innalzato Mosè e ha già mandato le piaghe sull'Egitto, dice così: prendete un agnello e dopo averlo ucciso, il sangue dell'agnello passatelo sugli stipiti delle porte delle case, perché questa notte io passerò e ucciderò tutti i primigeniti d'Egitto. Quella notte Dio sta facendo un patto col popolo di Israele. E questo patto è un patto basato sul sangue di quell'agnello. Dio passa con il suo angelo della morte, uccide tutti i primogeniti d'Egitto. Quella notte Israele festeggia la sua prima Pasqua, è salvo, esce dall'Egitto in fuga, va verso il Mar Rosso, supera il Mar Rosso con un miracolo incredibile. Dopo che ha passato il Mar Rosso, il mare si richiude dietro gli israeliti e si richiude sopra gli egiziani che li stavano inseguendo. E quando hanno passato il Mar Rosso, sono davanti al deserto, Dio ancora non li lascia da soli. Dio diventa per loro una colonna di fuoco di giorno, Dio diventa una nuvola di giorno.
Dio non lascia mai solo il popolo di Israele, perché Dio ha fatto un patto col popolo di Israele. Vediamo un'altra alleanza appena 40 anni dopo di questo fatto. Appena 40 anni dopo c'è Giosuè, la guida del popolo di Israele, e è nella terra promessa. Sta per entrare nella terra promessa, è davanti al Giordano, e oltre il Giordano c'è la terra promessa. E Giosuè riceve quest'ordine da parte di Dio: santificati, santificatevi, perché domani voi passerete il Giordano. E Giosuè fa santificare tutto il popolo. E dopo che il popolo è stato santificato, Giosuè con l'arca dell'alleanza e tutto il popolo di Israele attraversa il fiume Giordano con un altro miracolo che Dio fa in mezzo a loro. E non si ferma a questo. Dopo che hanno attraversato il fiume Giordano, questo popolo che da 40 anni girava nel deserto va a conquistare la città più imponente che c'era all'interno della terra di Canaan, la città di Gerico. Avere un'alleanza con Dio è molto importante, perché senza un'alleanza Dio non avrebbe fatto tutto questo con loro. Appena Giosuè ha attraversato il Giordano, Dio aveva formato un'altra alleanza. Quando Israele ha passato il Giordano, erano usciti da quel deserto, Dio dice: torna a circoncidere il tuo popolo. E Giosuè circoncide tutto il popolo, e dopo che l'ha circonciso, Dio si ripresenta facendo grandi miracoli, abbatte le mura di Gerico, conquista Gerico, ma non solo Gerico. In quel periodo Israele conquista 31 re della terra di Canaan, non uno, non due, non Gerico, 31 re della terra di Canaan. Tutto questo avendo un'alleanza con Dio. E io non lo so se tu hai già fatto la tua alleanza con Dio oppure no. Non so se tu hai mai fatto un patto con Dio, non so se tu hai mai rischiato basandoti su quel versetto di Malachia, e se non l'hai mai fatto, io ti dico: metti a prova la tua fede e metti a prova Dio, perché io l'ho fatto una volta e ho fatto 100. O sono stato molto fortunato, o veramente fare un'alleanza con Dio è qualcosa di meraviglioso. Fare un'alleanza con Dio è qualcosa di meraviglioso. Se tu fai un'alleanza con Dio, tu vedrai mari che si aprono davanti a te. Quando tu fai un'alleanza con Dio, tu non puoi temere né di giorno né di notte, perché ci sarà sempre una nuvola o una colonna davanti a te. Qualunque sia la fase della tua vita, il percorso della tua vita per il quale tu stai passando, non avrai nulla da temere, che siano deserti, che siano mari, che siano fiumi, non avrai nulla di cui temere, perché Dio sarà con te. Lui sarà lì per aprire le acque davanti a te, Lui sarà lì per aprire una strada in mezzo al deserto, come dice quel versetto di cui tanto abbiamo parlato in questo mese. Dio è con te quando tu fai un'alleanza con Lui. Se tu ancora non hai fatto questa alleanza, io voglio dirti questa sera: metti Dio alla prova, metti Dio alla prova, non aver timore di fare questo, non aver timore. Io ti invito, vai a leggere Malachia 3, versetto 10, vai a leggere questo versetto e metti Dio alla prova, perché Dio risponderà a ogni tuo bisogno, Dio risponderà a questa alleanza che tu hai fatto con Lui, per il semplice motivo che anche se noi siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Metti Dio alla prova nella tua vita se ancora non l'hai fatto. La cosa brutta però che ci insegnano queste due storie che vi ho appena raccontato è che non tutte le alleanze con Dio finiscono bene. E questo per colpa nostra. Non tutte le alleanze con Dio finiscono bene. Questa storia di questi israeliti, di questi ebrei che hanno messo il sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte, poi sono usciti dall'Egitto, hanno passato il Mar Rosso, avevano la colonna di fuoco, avevano la nuvola, avevano la manna, avevano le quaglie, avevano tutto ciò che potevano desiderare per vivere nel deserto. Non è finita così tanto bene, perché di tutti quei centinaia di migliaia di persone che uscirono dall'Egitto, solo 2 entrarono nella terra promessa. Dio aveva detto che avrebbe fatto uscire il popolo dall'Egitto per farlo entrare nella terra promessa, ma di tutte quelle persone solo 2 ci entrarono. Questo non perché Dio è infedele, ma perché c'è stata una rottura nell'alleanza con Dio, e quella rottura è arrivata da parte degli israeliti, è arrivata da parte del popolo di Mosè.
loro si sono ribellati contro Dio, si sono lamentati, hanno iniziato a innalzare idoli, ad adorare idoli e hanno perso la loro alleanza con Dio. Dio ha portato Israele nella terra promessa, Dio è rimasto fedele, questo sì, ma loro non hanno goduto di questo beneficio. Anche la storia di Giosuè, di questo popolo di guerrieri che ha affrontato Gerico, ha sconfitto Gerico e ha vinto 31 re, non è stata un'alleanza che è andata sempre rose e fiori. Infatti quando stavano entrando dentro Gerico per conquistarla, Dio ha fermato Giosuè e ha detto: Giosuè, io ti darò Gerico dopo che tu avrai girato 7 giorni e dopo il 7° giorno avrai girato 7 volte intorno alle mura, io darò Gerico nelle tue mani, ma di tutto il tesoro che tu troverai non potete impossessarvi nulla, perché quel tesoro è per me, lo dovrai dare a me, dovrai offertarlo a me, dovrai offertarlo a Dio. Il problema è che uno dei soldati di Giosuè, quando è arrivato lì davanti al tesoro, ha detto: caspita, io non riesco a rinunciare a tutti questi bei gioielli, a tutti questi begli ori, e ha preso un sacchetto di cose per sé. Sapete cos'è successo il giorno dopo, pochi giorni dopo? Israele aveva sconfitto Gerico e si preparava a conquistare la seconda città della terra di Canaan, la città di Ai, che era una città minuscola in confronto a Gerico. Giosuè aveva detto: non andiamo tutti contro Ai, è una città piccola, bastano pochi uomini per sconfiggerla. E così mandò pochi uomini a sconfiggere Ai. Solo che quando quei pochi uomini arrivarono in quella città, furono distrutti. Perché furono distrutti? Perché era stato rubato quel tesoro da Gerico che non doveva essere toccato, ovvero quell'alleanza era stata rotta. L'alleanza che Dio aveva fatto con Giosuè era stata rotta. È importantissimo avere un'alleanza con Dio, ma è importantissimo anche mantenere fede alle alleanze che abbiamo con Dio. È importantissimo mantenere le alleanze che abbiamo con Dio, perché se noi non manteniamo l'alleanza con Dio, Dio ci darà di conseguenza ciò che meritiamo. Abbiamo già parlato più volte qua di una delle leggi che ci sono nel regno di Dio, la legge della seminatura. Tutto ciò che seminiamo, noi anche metteremo. Tutto ciò che noi oggi mettiamo a terra, noi anche raccoglieremo. Non puoi pensare di seminare di là e raccogliere di qua. Non puoi pensare di seminare angurie e raccogliere arance. Tutto ciò che tu semini, tu anche raccogli. Quando Israele ha seminato male, Israele ha raccolto male. Perché nel modo in cui noi misuriamo, noi saremo misurati. Queste sono leggi che ci sono nel regno di Dio, sono leggi che Dio ha messo per noi, leggi spirituali che Dio ha messo per noi e ai quali Dio stesso fa fede. E noi dobbiamo eseguire, dobbiamo stare sotto a queste leggi. Per questo Dio, quando ha deciso di fare delle alleanze con gli uomini, ha anche trovato un modo affinché noi potessimo essere perdonati da Lui. E quando Dio comincia a dire a Mosè tutte le leggi, tutte le prescrizioni, Dio dà una festività, che è la festività più importante che il popolo di Israele cominciò a festeggiare nel deserto. Questa festività era la festa dell'espiazione. E questa era la festa più importante per Israele. Di tutte le feste che Israele celebrava, questa era l'unica festa in cui Dio richiedeva un digiuno prima della festa. Di tutte le feste che Israele celebrava, questa era la più importante, perché attraverso la festa dell'espiazione il popolo di Israele poteva avere tutti i suoi peccati perdonati e poteva riconciliarsi con Dio. E io voglio spiegarti brevemente come funzionava la festa della purificazione, la festa dell'espiazione. Questa festa funzionava così: il sommo sacerdote, che a quel tempo era Aaron e poi Eleazar, come prima cosa doveva purificare se stesso. Il sommo sacerdote come prima cosa doveva purificare se stesso. C'era la tenda di convegno, dove c'era dentro l'arca dell'alleanza, c'era il santo dei santi, c'era i pani, c'era tutto ciò che Dio aveva ordinato, e davanti a quella tenda
c'era una struttura nel quale il sommo sacerdote si lavava per purificarsi. La festa dell'espiazione cominciava così, col sommo sacerdote che andava a lavarsi, andava a purificarsi, perché non poteva entrare nel luogo santissimo senza prima essersi purificato. Quello che voglio farti intendere questa sera è che se tu hai già fatto un'alleanza con Dio nella tua vita, da quando hai cominciato la tua camminata con Dio fino a oggi, e forse ne hai fatta anche più di una di alleanze con Dio, forse hai già detto tante volte: Dio, io ti darò questo, questo, questo. Dio, io prometto che da oggi sarò così, così, così. Dio, io ti prometto che comincerò a fare questo ogni giorno nella mia vita. Dio, ti prometto che ogni settimana io farò questo. Dio, ti prometto che non parlerò più in un certo modo con mio fratello. Dio, ti prometto che comincerò a dare perdono verso mio fratello. Dio, ti prometto che cambierò. Dio, ti prometto che farò. Quante volte abbiamo già detto queste cose a Dio? Quante volte abbiamo già detto queste cose a Dio? Alzi la mano chi non ha mai fatto una promessa del genere a Dio. Mai nella sua vita. Tutti quanti noi abbiamo già fatto alleanze con Dio, tutti quanti noi abbiamo già fatto patti con Dio. Ma quanti di noi sono stati sempre fedeli a queste alleanze? Quanti di noi sono stati sempre fedeli a questi patti? Ecco, Dio ci dà questa festa dell'espiazione per poter tornare a riconciliarci con Lui, per poter tornare a vivere questa alleanza, per tornare a vivere questo patto. E i passi che sono da fare sono semplici piccoli passi, sono i passi che faceva il sommo sacerdote un tempo e che oggi noi possiamo fare nella nostra vita. E il primo di questi passi era quello della purificazione. Il sommo sacerdote per prima cosa andava a lavarsi per purificarsi. C'è uno dei più grandi evangelisti degli ultimi secoli che ha detto una frase che dice più o meno così: la conversione è quando noi usciamo dall'Egitto, ma la santificazione, la purificazione è quando l'Egitto esce da noi. Non basta che noi usciamo dall'Egitto, noi dobbiamo far uscire l'Egitto da dentro di noi. L'Egitto per il popolo di Israele, l'Egitto nel linguaggio biblico rappresenta la schiavitù del peccato, la schiavitù della morte. L'Egitto nella Bibbia rappresenta il mondo. L'Egitto rappresenta ciò a cui eravamo incatenati prima di passare il Mar Rosso e andare verso la terra promessa. Questo l'Egitto rappresenta per noi. E la conversione è quando noi finalmente riusciamo a uscire dall'Egitto per andare verso la terra promessa. Ma se noi vogliamo raggiungere la terra promessa e vivere la terra promessa, non basta uscire dall'Egitto, noi dobbiamo anche togliere l'Egitto che c'è dentro di noi per vivere una cosa nuova con Dio. E per questo c'era bisogno della purificazione come primo atto di questa festa dell'espiazione. Quando Nicodemo arriva da Gesù in Giovanni al capitolo 3, Nicodemo gli fa questa domanda. Anzi, non fa nessuna domanda in realtà, perché dice: Maestro, noi sappiamo che tu sei un profeta che viene da Dio, perché nessuno potrebbe fare tutti i grandi segni che tu fai, no? Senza esserlo. E Gesù lo ferma, gli dice: dai, io so già quello che mi vuoi chiedere, ti rispondo già. Se tu vuoi entrare nel regno dei cieli, tu devi nascere di acqua e di spirito. Di acqua e di spirito. E io penso che questo versetto venga frainteso tante volte, perché nascere di acqua e di spirito non penso proprio che voglia dire battezzarsi, perché noi sappiamo che il battesimo non salva, il battesimo nell'acqua non salva, il battesimo nell'acqua è una rappresentazione di ciò che noi viviamo dentro di noi. Non è che se io vado a farmi un tuffo in piscina e esco dalla piscina, io sono salvato. Per essere salvato io devo vivere una trasformazione dentro di me. Il battesimo è la testimonianza pubblica di ciò che noi abbiamo deciso di fare. È la rappresentazione di ciò che Gesù ha fatto quando è sceso sottoterra per 3 giorni e dopo di questo è tornato con un corpo glorificato. Questo è quello che noi viviamo quando facciamo il battesimo, ma non è l'acqua che ci salva.
piuttosto l'acqua che penso dalla quale noi dobbiamo nascere, è quella che noi vediamo in Efesini al capitolo 5, il versetto 26, se puoi aiutarci. Metti il 25 anche. Dice così Paolo agli Efesini, istruendo i mariti. Sembra che non c'entra niente, ma vedrete che ha molto senso. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, e per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Cos'è quest'acqua da cui noi dobbiamo nascere per raggiungere la vita eterna, per essere purificati? Quest'acqua è la parola di Dio. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e l'ha lavata nell'acqua della parola. Per questo, quando quei 5.000 uomini per i quali erano stati moltiplicati i pani e i pesci, se ne sono scandalizzati dal linguaggio di Gesù che diceva dovete mangiare del mio corpo e bere del mio sangue, e se ne andarono. Gesù chiese agli apostoli, non volete seguire anche voi questi 5.000 uomini? E Pietro rispose, ma dove potremo andare noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Le parole di vita eterna che Pietro intendevano erano quest'acqua dal quale noi possiamo essere purificati, quest'acqua dal quale noi possiamo essere lavati, possiamo essere rigenerati. La parola di Dio è ciò che ci rigenera, la parola di Dio è ciò che ci purifica, perché nella parola di Dio noi possiamo scoprire cosa è bene per noi, cosa è male per noi, perché attraverso la parola di Dio lo Spirito Santo può convincerci di peccato, perché ogni volta che noi leggiamo la parola noi veniamo a conoscere qualcosa di nuovo che Dio vuole insegnare per il miglioramento delle nostre vite. D'altra parte c'è scritto proprio così che la parola è stata data per esortare, per convincere, per insegnare la giustizia. A questo serve la parola di Dio, per cambiare le nostre vite, per purificare le nostre vite. Quest'acqua di cui Gesù parla a Nicodemo io sono convinto che sia la parola di Dio. La parola di Dio è quella in cui noi abbiamo il bisogno di lavarci ogni giorno. Il secondo processo che faceva questo sommo sacerdote dopo essersi purificato era quello di cambiare le sue vesti, perché lui non poteva presentarsi davanti a Dio con le vesti che aveva prima. Gesù racconta un giorno una parabola facendo una similitudine tra ciò che era il popolo di Israele e ciò che è oggi il popolo di Dio. E disse così, c'era questo evento che era un grandissimo matrimonio, solo che a questo matrimonio tutti gli invitati non si fecero presenti. Così il padre dello sposo disse, se loro non si fanno presenti, andate agli angoli delle strade e chiamate quelli che trovate e invitate loro al matrimonio. Questi invitati che non si fecero presenti, secondo la interpretazione biblica, era il popolo di Israele, mentre queste persone agli angoli degli stradi eravamo noi, il popolo dei gentili, il popolo di quelli salvati per grazia. Solo che quando queste persone ai lati delle strade arrivarono al matrimonio, uno in mezzo a loro non aveva l'abito da festa. E quando il padre dello sposo vide quest'uomo che non aveva l'abito da festa, l'abito da cerimonia, l'abito giusto per il matrimonio, gli disse, mandatelo via, gettatelo in mezzo alla strada. Questo mi fa capire una cosa, che tutte quelle persone che erano ai lati delle strade, io non penso che tutti loro erano già vestiti dall'abito da cerimonia. Penso che se tu adesso esci per strada e cominci a guardare negli angoli delle strade, non vedrai nessuno in giacca e cravatta, soprattutto con questo caldo. Ma per andare al matrimonio, tutte quelle persone si erano cambiate d'abito, a parte quell'unico uomo che fu respinto. Il sacerdote, come secondo passo di questa festa dell'espiazione, deve cambiarsi le vesti, perché come quegli uomini ai lati delle strade che entravano per andare davanti a Dio, noi dobbiamo cambiare i nostri vestiti, noi dobbiamo cambiare ciò che abbiamo addosso, noi dobbiamo cambiare le nostre abitudini, noi dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti, noi dobbiamo cambiare ciò che eravamo per ciò che noi diventeremo.
Questo è quello che faceva come secondo passo il sacerdote nella festa dell'espiazione. Il primo passo era purificare se stesso. Il secondo passo era cambiare i propri vestiti. Io sto dicendo queste cose perché per tutti noi che vogliamo ritornare ad avere un'alleanza con Dio, questi sono i passi che noi dobbiamo seguire. Il primo passo è la purificazione. Il primo passo è la purificazione. Dobbiamo togliere da dentro di noi ciò che non va bene. Come possiamo toglierlo? Attraverso la parola e attraverso l'azione dello Spirito. Il secondo passo è quello di cambiare i nostri vestiti. Il terzo passo è quello dell'espiazione. La festa dell'espiazione, così si chiama, aveva il passo dell'espiazione. Espiazione è una parola che arriva da un termine ebraico, se non sbaglio è kafar, e questo termine significa coprire. Perché coprire? Perché questo è quello che accadeva nella festa dell'espiazione. Il sommo sacerdote prendeva 2 capri, ne sceglieva uno e uno lo lasciava da parte. Il capro che sceglieva lo uccideva e il sangue del capro lo riversava sopra l'arca dell'alleanza, completamente sopra il propiziatorio si chiama, che era il coperchio dell'arca dell'alleanza. Sapete cosa c'era all'interno dell'arca dell'alleanza? C'erano i 10 comandamenti, le tavole della legge che Dio aveva dato a Mosè. Si trovavano all'interno dell'arca dell'alleanza e nell'espiazione, che significa coprire, il sommo sacerdote copriva l'arca dell'alleanza con il sangue di uno dei 2 capri. Voglio spiegarti brevemente come funziona il peccato. Il più grande nemico dell'umanità, fin dall'alba dell'umanità, è la morte. Infatti Dio aveva detto: se non mangiate da quell'albero, a quei 2 che avevano vissuto tanto tempo fa, no? Non mangiate da quell'albero, perché se mangerete da quell'albero, sicuramente voi morirete. Da quel giorno che hanno mangiato da quell'albero, Adamo ed Eva, il più grande nemico dell'umanità è diventata la morte. E c'è un versetto in 1 Corinzi 15 che dice così: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Potete immaginarvi la morte come un'ape o una zanzara, che sono più fastidiose, no? La morte è la zanzara sicuramente. Immaginatevi la morte come una zanzara. No, come un'ape è meglio, perché la zanzara non c'è il pungiglione, l'ape sì. Immaginatevi la morte come un'ape e il pungiglione dell'ape è il peccato. Ma noi non temiamo tanto il pungiglione dell'ape, noi temiamo il veleno dell'ape. La forza del pungiglione dell'ape è il veleno. Così l'ape è la morte, il pungiglione dell'ape è il peccato, il veleno dell'ape è la legge. Perché come sta scritto in questo versetto che abbiamo appena letto in 1 Corinzi 15, il dardo della morte è il peccato, ma la forza del peccato è la legge. Così quando il sommo sacerdote copriva l'arca dell'alleanza, faceva l'espiazione, che significa coprire, la legge restava sotto al sangue del capro. Era come se Dio non vedesse la legge, perché era coperta dal sangue del sacrificio. E il sangue è vita. Dio dice così in Levitico 17: io vi do il sangue per fare sacrifici, perché il sangue è vita. Quindi la morte era coperta dalla vita. E così Dio non vedeva più la morte, non vedeva più il peccato, ma vedeva la vita, simbolicamente parlando. Così funzionava la festa dell'espiazione. Io oggi voglio dirvi che però non serve più tutto questo, no? Anche perché ciò che appunto succedeva una volta era solo una cosa simbolica e ciò che il sangue faceva era solo coprire il peccato, ma in realtà il peccato sussisteva, era semplicemente coperto, ma il peccato c'era ancora. Però in Colossesi oggi noi
possiamo leggere qualcosa che deve darci una grande speranza, ovvero che il nostro Signore Gesù, quando è morto sulla croce, Lui ha preso quel documento che ci puniva tutti, che ci incolpava tutti, e l'ha affissato sulla croce. Oggi quel documento in cui ci sono scritti tutti i nostri peccati non deve più farci paura, perché i nostri peccati non sono solamente stati coperti dal sangue di Gesù, ma sono stati cancellati dal sangue di Gesù. Tutto ciò che noi abbiamo fatto, tutto ciò che noi facciamo, tutto ciò che noi faremo, tutto questo è già cancellato dal sangue di Gesù. Quindi cosa vuol dire? Che noi possiamo stare tranquilli, che noi possiamo fare tutto ciò che vogliamo, perché tanto ogni nostro peccato, anche quelli che faremo, sono già stati perdonati. Non vuol dire proprio questo. Noi dobbiamo essere coscienti di ogni peccato che facciamo. Il secondo capro che il sommo sacerdote aveva a disposizione, questo secondo capro serviva affinché il sommo sacerdote imponesse le mani su di lui, e imponendogli le mani gli trasferiva ogni peccato del popolo di Israele. Dopo aver trasferito ogni peccato, mandava il capro nel deserto, dove si sarebbe perso il peccato. Allo stesso modo, quello che noi dobbiamo fare non è tanto chiedere perdono a Dio per i nostri peccati, perché i nostri peccati sono già stati perdonati. I nostri peccati sono già stati perdonati. Ma in 1 Giovanni al capitolo 1 versetto 9 c'è scritto che noi dobbiamo confessare i nostri peccati, perché se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonarci. I nostri peccati sono già stati perdonati quel giorno sulla croce. Ciò che noi dobbiamo fare oggi è confessare i nostri peccati a Dio. È confessare. Vuoi avere un'alleanza con Dio? Vuoi ritornare ad avere la tua alleanza con Dio? Purifica te stesso. Togli ciò che in quest'ultimo periodo, da quando hai rotto la tua alleanza con Dio, è entrato dentro di te, che non è di Dio. Ciò che del mondo è entrato dentro di te, le passioni che sono entrate dentro di te, ciò che è carnale che è entrato dentro di te, ciò che il nemico ha voluto mettere dentro di te, qualsiasi cosa, ogni voce che hai sentito, ogni brutta parola che ti ha raggiunto e che fino ad oggi continua a essere dentro la tua testa, ogni problema toglilo da dentro da te, perché la prima cosa che devi fare è purificare te stesso, è togliere l'Egitto da dentro di te, è lavarti nell'acqua della parola, è prendere questo libro e cominciare a vedere cosa c'è scritto che può aiutarti, perché è attraverso di questo che Dio ti può aiutare, è attraverso di questo che Dio ti può aiutare, è attraverso di questo che Dio ti può aiutare. Ah, ma io mi stufo a leggere. La parola di Dio non è soltanto quella che è scritta qua, la parola di Dio è tutto ciò che deriva dalla bocca di qualcuno che è guidato dallo Spirito Santo. Quante parole di Dio tu hai già sentito dalla bocca del tuo fratello, dalla bocca della tua sorella? Non sto parlando di profezie, non sto parlando di preghiere, ma sto parlando di Dio che attraverso il suo Spirito che è dentro di noi ci usa per parlare con noi, per trasformare le nostre vite, per darci il consiglio giusto nel momento giusto. E tante volte noi, o per orgoglio o per vanità, non percepiamo ciò che Dio vuole parlare alle nostre vite. Ma Dio usa tanti di noi per parlare con noi. Dio usa tante persone per far fluire la sua parola dal suo trono verso i nostri cuori. Non c'è solo la Bibbia, ci sono le persone, non c'è solo la Bibbia, c'è lo Spirito che agisce in mezzo a noi. Questo non sta dicendo non dobbiamo leggere la Bibbia. La Bibbia è sempre la prima fonte della parola di Dio. La Bibbia è sempre la prima fonte della parola di Dio. Come prima cosa dobbiamo purificarci, come seconda cosa dobbiamo cambiare i nostri vestiti, come terza cosa dobbiamo fare l'espiazione dei nostri peccati, ma quella è già stata fatta grazie a Dio, per la grazia di Dio. Noi oggi viviamo nella grazia e ogni nostro peccato è stato espiato da Gesù, è stato coperto e cancellato da Gesù. E come quarta cosa, noi dobbiamo confessare a Dio i nostri peccati. Noi dobbiamo confessare a Dio i nostri peccati. E io non lo so qual è il peccato che oggi ti sta affliggendo, qual è il peccato che oggi tu stai vivendo, qual è la situazione nella tua vita che oggi ti sta allontanando da quell'alleanza, da quella promessa che tu hai fatto con Dio e che Dio ha fatto con te. Ma quello è il peccato che tu devi confessare a Dio. Quella è la situazione che tu devi confessare a Dio. Quello è quella parte di te che tu devi confessare a Dio affinché Lui possa perdonarti
e tu possa tornare a vivere questa alleanza con il nostro Signore. Amen. Voglio chiederti di alzarti in piedi. Il versetto con cui abbiamo cominciato, 2 Timoteo 2,13, se vi ricordate dice così: se noi siamo infedeli, egli rimane fedele, perché lui non può rinnegare se stesso. Che cosa vuol dire che Dio non può rinnegare se stesso? Che cosa vuol dire Dio non può rinnegare se stesso? Ogni patto ha una promessa da una parte e dall'altra. Ogni alleanza ha una promessa da una parte e dall'altra. E io non lo so quale sia l'alleanza, il patto, la promessa che tu hai fatto con Dio. Io non lo so ciò che tu hai promesso a Dio, io non lo so qual è stato il tuo impegno che tu hai voluto prendere con Dio e che magari oggi si è rotto e tu vuoi riprendere questa alleanza con Dio. Ma io so cosa c'era dall'altra parte. Non so quello che tu hai offerto, ma so quello che Dio ha offerto. Ogni patto che noi facciamo, l'alleanza, ciò che tu hai dato a Dio, ma so quello che Dio ha dato a te in questo patto. Il sangue di Cristo. Dio ha dato il sangue di suo figlio, Dio ha dato il suo stesso sangue in questo patto. E per questo Dio dice: io non posso essere infedele, perché io non posso rinnegare me stesso. Perché ciò che io ho dato è il mio sangue. Ciò che io ho dato per te quel giorno sulla croce è il mio sangue. E io non posso rinnegare il mio sangue, io non posso rinnegare me stesso, io non posso rinnegare il mio sacrificio. Questo è quello che si intendeva dire in questo versetto lo Spirito Santo. Dio non rinnega se stesso, perché ciò che Lui ha offerto per te, indipendentemente da quale sia la cosa che tu hai offerto per Lui, che sia il svegliarsi un'ora prima la mattina per pregare, che sia il leggere un capitolo della Bibbia al giorno, che sia l'impegnarsi di più con i propri figli, con la propria moglie, che sia l'impegnarsi di più con i propri colleghi di lavoro, che sia il testimoniare di più, il parlare di più di Lui, che sia il visitare di più persone, che sia benedire persone, che sia avere sempre parole buone verso le persone intorno a noi. Non lo so quale sia la cosa che tu hai messo sul piatto con Dio, ma qualunque cosa sia, dalla più grande alla più piccola, ciò che Dio ha messo sul piatto per noi di questa alleanza è il suo sangue. E per questo Lui non può rinnegare se stesso. Lui non può rinnegare se stesso. E Lui in ogni occasione rimane fedele con noi. Amen. Amen. Yes. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu
sono compleanni questa settimana? Ah, Cristiano, chiama Cristiano. Possiamo fare un applauso anche affinché San Cristiano a questo bravissimo gruppo di lode. Manca una persona, si sono scambiati tutti, Nawan è andata alla batteria, Gabriella alla tastiera. Sono veramente fantastici, tutti quanti saprebbero suonare, penso quasi ogni strumento, a parte la chitarra elettrica che non si può toccare, solo John la può suonare. Ma solo John la può suonare però. La sa suonare, ma solo John la può suonare. Amen. Facciamo una preghiera, chiamiamo tutti i bambini qua che tutti quanti possono stare insieme a Cristiano per fare una preghiera per lui. Vieni, Miguel, Maria. Anche Lia. Amen. Stendete le vostre mani verso Cristiano per benedire la sua vita, che Dio possa sempre accompagnarlo, farlo crescere in salute, in saggezza, in struttura, che Dio possa essere sempre con lui.
Padre, nel nome di Gesù in questo momento ti preghiamo per la vita di Cristiano, Signore. Signore, sappiamo che tu lo guardi, sappiamo che tu lo custodisci, Signore, ti chiediamo che questo possa continuare, Signore, per quest'anno e per tutta la sua vita, che tu possa accompagnarlo sempre in tutte le sue vie, farlo crescere in struttura, in salute, in saggezza, conforme, Signore, alla tua volontà, nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Cristiano, tanti auguri a te, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Che Dio ti benedica, Dio benedica la tua settimana, la tua famiglia, che possa essere sempre, sempre, sempre con te, che ogni giorno tu possa stringere e rinnovare la tua alleanza con Dio. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano sempre con tutti quanti noi e insieme possiamo dire Amen.